Incredulità, rabbia e commozione a Trebaseleghe, dove il 49enne Alessandro Pontin ha ucciso i due figli di 15 e 13 anni e si è tolto la vita. Era stato denunciato dall'ex moglie perché non le versava gli alimenti. Sotto shock la comunità di Sant'Ambrogio, dove i Pontin sono una famiglia storica, bandiere a lutto nei palazzi comunali. Il sindaco Antonella Zoggia invita i concittadini ad accendere un lumino alla finestra. Chi arriva in Veneto direttamente o indirettamente dal Regno Unito deve fare il tampone, lo prevede una nuova ordinanza regionale firmata dal presidente Zaia alla luce della variante inglese del coronavirus. Il vaccino anti-Covid dovrebbe proteggere anche da questa variante inglese. La rassicurazione del virologo Fabrizio Pregliasco: si tratta di una mutazione molto più contagiosa ma non più aggressiva. Ieri pomeriggio, a meno di mezz'ora dalla partenza, sono stati cancellati tutti i voli da Londra per l'Italia, una chiusura improvvisa a causa della variante del Covid che ha preso alla sprovvista molti italiani, tra cui dei trevigiani. Se ripresa ci sarà, non sarà prima del 2022. Questa l'analisi degli industriali veneti che oggi a fine anno hanno voluto lanciare un messaggio alle istituzioni: serve una nuova programmazione. Il presepe comunale di Sovizzo lo scorso anno era stato gravemente danneggiato, quest'anno qualcosa di diverso. Nella costruzione della nuova natività il paese ha ritrovato il senso di comunità. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da Trebaseleghe, dove davvero nessuno sa dare una spiegazione della tragedia che ha colpito la piccola comunità. Un papà divorziato, Alessandro Pontin, lo sapete, 49 anni, ha deciso di uccidere a coltellate i due figli di 15 e 13 anni e quindi di togliersi la vita. In passato era stato denunciato dalla sua ex moglie perché non le versava gli alimenti. A Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, ai confini con la provincia di Treviso, i 1800 abitanti non sanno darsi pace per quello che è successo domenica nella casa di famiglia dei Pontin, lungo la provinciale che porta a Morgano e Istrana. È lì che per mano di Alessandro, il 49enne artigiano originario di Noale, che viveva solo da quando aveva divorziato dalla moglie, si è consumata una tragedia impressionante, quella di un padre che accoltella a morte i suoi due ragazzi, Francesca di 15 anni e Pietro di 13, e poi si toglie la vita con la stessa arma. Pontin, conosciuto e stimato in paese, parchettista fino a qualche mese fa, aveva avviato poi una nuova attività nel settore dei trattamenti curativi con una nuova compagna. I ragazzi vivevano con la mamma Roberta Calzarotto ad Arsego dai nonni materni. Francesca a scuola, alle superiori Alpertini di Camposampiero, Pietro alle medie Marco Polo. La madre è infermiera all'ospedale della cittadina dell'Alta, una madre rimasta senza i suoi gioielli e che durante l'annuncio dei carabinieri ha avuto bisogno di assistenza medica per lo shock. In questa storia colpisce anche il destino ingrato di Amabile Brunato, la madre di Alessandro Pontin e nonna di Francesca e Pietro. La signora, 90 anni, abita sotto l'appartamento del figlio. Più di 40 anni fa il suo primogenito venne investito e ucciso vicino casa sulla provinciale a soli 17 anni. Ora per lei anche questa indefinibile tragedia. Tristezza, dunque, dolore, incredulità, ma anche vicinanza alla famiglia sono i sentimenti di chi conosce bene i Pontin e della sindaca di Trebaseleghe. Ma sì, era un bel rapporto, dai, non so cosa mi sia successo a lui, non lo so. Comunque è una disperazione per il paese, è una disperazione. La famiglia proprio si volevano bene, tanto bene. L'amica di famiglia Graziella rappresenta lo stato d'animo di tutta la popolazione di Trebaseleghe per una tragedia così grande. Tristezza, dolore e vicinanza sono anche i sentimenti della sindaca. Faremo una giornata di lutto domani e chiederò a tutte le famiglie, a tutte le persone che vogliono dimostrare la loro vicinanza in questo momento davvero tragico, di mettere un lume, una candela fuori dalle finestre delle proprie case stasera e domani sera per essere vicini a chi sta soffrendo adesso. Non c'è spiegazione, non c'è una ragione, non c'è una giustificazione che possa darci delle risposte. Davvero siamo tutti terribilmente disorientati e tristi.
Le difficoltà delle famiglie sono comuni a quelle anche di altre famiglie, le difficoltà della separazione, tutte queste cose non sono motivo né segnale di né neanche sospetto di una situazione, insomma, che è arrivata a questo punto. Il pensiero della prima cittadina va alle due donne travolte da questa tragedia, la mamma dei ragazzi. C'è questo sentimento di tristezza, di dolore, di partecipazione, soprattutto nei confronti di quella mamma, che davvero non ho parole per esprimere il dolore che partecipo nei suoi confronti, perché sono mamma anch'io. E a quella dell'omicida, la novantenne Amabile, nonna di Francesca e Pietro, abitante nella stessa casa della tragedia. Una grande donna che sta vivendo però un dolore inimmaginabile. Lasciamo questa pagina, parliamo di Covid. Chi arriva in Veneto direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna deve fare il tampone. Lo prevede una nuova ordinanza regionale firmata dal presidente Zaia alla luce della variante inglese del virus. Pare abbia una capacità di contagio maggiore del 70% rispetto al coronavirus conosciuto finora. Ma al momento, bisogna anche aggiungere, la cosiddetta variante inglese del Covid-19 presenta una mutazione che non ne sembra alterare l'aggressività clinica e la risposta ai vaccini. Ciò non toglie che col Regno Unito in lockdown e isolato dal resto del mondo, anche il Veneto abbia preso contromisure urgenti. Zaia ha firmato una nuova ordinanza dopo aver sentito il ministro della Sanità Speranza. Le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei 15 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e in Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende ospedaliere. In caso di esito positivo si procederà alla sequenziazione in laboratorio per capire la mappa genetica del virus. L'appello che facciamo è che se qualcuno è stato in Gran Bretagna nell'ultimo mese ed è risultato poi positivo, ci avvisi, perché ci servono i campioni. I campioni ce li abbiamo, perché ce li abbiamo in laboratorio di tutti i positivi, ma dobbiamo sapere il nome e cognome, perché ci sono dei cittadini che sono risultati positivi, ma noi non avevamo contezza che provenissero dalla Gran Bretagna. I passeggeri di un volo che stava atterrando a Venezia dall'Inghilterra al momento del blocco aereo tra Italia e Regno Unito sono stati sottoposti subito a tampone. Per un altro aereo appena arrivato a Verona si sta procedendo ai controlli tramite la lista dei passeggeri. Zaia ha anche commentato gli attacchi e le intimidazioni di cui è stato oggetto negli ultimi giorni. Ho l'impressione che spesso ci siano, conclusioni affrettate senza assumere informazioni. Evito di dire a chi dice che il virus non esiste, che è tutta una congiuntura e tutte queste robe qua. Cosa volete che vi dica? Io faccio il mio dovere, quando sono a posto della mia coscienza per me è sufficiente. Presidente Zaia, che è stato anche oggetto di minacce in questi giorni, l'ultima arriva dal Bellunese, non si possono leggere in altro modo le scritte apparse nottetempo sul muro di un edificio in comune di Cesio Maggiore, messaggi ingiuriosi firmati da una fantomatica primula nera nei confronti di Zaia e dei carabinieri, cui sono state delegate indagini immediate. Vi propongo il sondaggio, il quesito di questa sera, il cui esito vi daremo come sempre poi nel corso di Ring, la prima serata dedicata alla politica di Antenna 3. Virus, variante inglese, nulla da temere secondo voi? Dunque per rispondere sì 0422 1626 691, per rispondere invece no 0422 1626 690, come detto l'esito poi nel corso di Ring questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Ieri pomeriggio, a meno di mezz'ora dalla partenza, sono dunque stati cancellati tutti i voli da Londra per l'Italia, una chiusura improvvisa che ha preso alla sprovvista molti italiani, tra loro anche un giovane vittoriese che abbiamo raggiunto. Sentiamo.
Via da Londra dal lockdown e dai rischi della nuova variante del Covid. Molti italiani in Inghilterra avevano già programmato il rientro per Natale e sono riusciti a lasciare la capitale britannica prendendo gli ultimi voli per l'Italia prima del blocco. Non tutti però sono riusciti a partire. Per effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute e del NOTAM emesso dall'ENAC. In meno di mezz'ora nel pomeriggio di ieri sono stati cancellati tutti i voli da Londra per l'Italia. Una situazione che nessuno si aspettava. Tanta gente doveva partire e senza più alloggio è rimasta, adesso è qua, e non, specialmente a Londra dove è tutto chiuso, quindi non so quanto velocemente riusciranno a trovare, non so, alloggi temporanei, eccetera. Questa è stata una situazione un po' straziante, effettivamente, perché io dico non ho mai visto tanta gente piangere. Anche Federico Da Ros, residente da 10 anni a Londra, prima come studente e poi come impiegato in una ditta di Londra, aveva programmato il rientro al Vittorio Veneto per trascorrere le festività con i suoi cari. Aspetterò più avanti, nel senso che sia febbraio, che sia marzo, quando sarà, insomma, nel senso io la mia vita continua qui, casa ce l'ho, lavoro ce l'ho, quindi non c'è nessun problema, però sì, diciamo per altri la situazione magari non è così rosea. In Gran Bretagna c'è preoccupazione per questa variante del virus conosciuta da tempo. La paura è stata creata un po' il panico che il governo ha creato quando ha messo questo livello 4. Articoli qui già dicevano che il vaccino era già copriva già anche questa seconda variante. Per chi è dovuto rimanere sull'isola, il fermo si è trasformato in un incubo per le spese impreviste di un soggiorno che forse doveva finire e per la paura verso un nuovo Covid. Capisco benissimo la necessità di limitare il contagio sicuramente, però magari la decisione è un po' così veloce senza pensare troppo alle conseguenze. Così dunque il giovane vittoriese, il vaccino anti-Covid intanto dovrebbe proteggere anche dalla variante inglese, questa è la rassicurazione del virologo Pregliasco, si tratta di una mutazione molto più contagiosa ma non più aggressiva. Si direbbe che la malattia è uguale, quindi non è peggiore, e anche ad oggi possiamo dire che dai risultati di alcuni studi scientifici già prontamente pubblicati dai colleghi inglesi non ci siano effetti negativi su quella che è l'efficacia del vaccino che è stato prodotto. Per Fabrizio Pregliasco, quindi tra i virologi più ascoltati in questa pandemia, la variante inglese non metterebbe a repentaglio la validità e l'efficacia del vaccino, questo perché la mutazione non ha riguardato la proteina spike caratterizzante il virus. Sostanzialmente la stessa e diversi anticorpi riescono a riconoscerla e quindi riteniamo che la vaccinazione ad oggi sia ancora efficace anche su questa variante. Detto questo, resta un virus modificato che presenta un altissimo indice di contagiosità. È una variante vantaggiosa per il virus in quanto è più rapida nel diffondersi, ha un valore di R0 superiore, quindi questo virus causa più casi più velocemente. Una velocità che porta a dire lo stesso Pregliasco che il nuovo Covid è già in Italia al di là dei casi segnalati nelle ultime ore. Il 62% degli isolati a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra sono ormai di questa variante. Hanno già segnalato dei casi nei Paesi Bassi, addirittura anche in Australia, quindi ben più facile in Europa e quindi anche nello specifico in Italia. Da qui l'invito del professore che va oltre i singoli provvedimenti normativi e che parte da un'evidenza scientifica. Ogni contatto interumano in questo momento è a potenziale rischio, basso rischio specifico di essere infettati, però più ne abbiamo più rischiamo di incappare in quello sbagliato. Una lettera aperta per il presidente Zaia per ringraziare dell'abnegazione del personale che segue la nonna positiva in casa di riposo. L'ha scritta una giovane di Scorzè che vuole lanciare così un messaggio di solidarietà e anche di speranza. Per me sono dei lavoratori esemplari perché nella casa di riposo quasi metà del personale è a casa Covid positivo e loro si sono messi addosso i turni anche delle persone assenti. C'è uno spirito di abnegazione che è ammirevole. In un mondo mediatico dove fa rumore solo la polemica e non la gratitudine, il mio desiderio è attirare la benevola attenzione nei confronti dei lavoratori delle case di riposo. Lo ha scritto Lia Favaro in una lettera aperta al presidente della regione Luca Zaia. Lia è di Scorzè, la nonna è positiva al Covid ed è ospite di una RSA, un'esperienza che ha spinto Lia ad avere un contatto quotidiano con uomini e donne che lavorano in condizioni difficili.
quando ci sentiamo che mi condividono la situazione sanitaria di mia nonna, chiedo sempre come state voi e loro sempre un sospiro di sollievo, sempre siamo stanchi, siamo affaticati e nessuno ci incoraggia. E allora dopo una settimana così ho pensato che era giusto dire anche quello che loro non possono dire perché sono dentro la casa di riposo. La lettera aperta che Lia ha scritto a Zaia per ringraziare pubblicamente il personale della casa di riposo della nonna della sua professionalità e umanità è anche un appello alla solidarietà per chi, scrive Lia, sta letteralmente dando la vita per i nostri anziani. Quello che a me arriva è il bene che gli vogliono gli operatori, che le vogliono, e anche la cura. Dopo la chiamata chiedono: volete una foto della nonna, della mamma, per mia mamma? E quindi c'è questa abnegazione, lo ripeto, delle persone che lavorano lì. Vogliono bene ai nonni, non è un lavoro dove si timbra il cartellino, è un lavoro di cuore, una vocazione. Ci fermiamo ora per un piccolo break, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Se ripresa ci sarà, non sarà prima del 2022. Questa è l'analisi degli industriali veneti che oggi a fine anno hanno voluto lanciare un messaggio alle istituzioni. Serve una nuova programmazione. Per 7 imprese venete su 10 la luce in fondo al tunnel della pandemia si vedrà solo nel 2022, almeno per il mercato italiano. Prima sarà difficile parlare di ripresa. Questa è la prospettiva tracciata dall'ultimo sondaggio della Fondazione Nord-Est alla fine di un anno drammatico che fotografa un Veneto in chiaroscuro, per usare le parole del presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. Ci sono aziende che stanno andando molto bene e aziende invece che avranno difficoltà, e vedremo che il 21 sarà un anno transitorio, ma ne riparleremo di una ripresa più generalizzata nel 22. Imprenditori che bocciano la gestione della pandemia da parte di governo e Unione Europea, mentre promuovono l'azione delle amministrazioni locali e della regione, con lo stesso Carraro che solidarizza con Zaia per le intimidazioni ricevute. Mi ha un po' turbato questi attacchi che sono stati portati in questi giorni al presidente Zaia. Secondo me anche la politica in questo momento ha bisogno veramente di calma e lucidità. Più in generale, alle istituzioni di imprenditori veneti chiedono sostegno alla liquidità e agli investimenti, flessibilità del mercato del lavoro e una nuova programmazione. Ritornare un po' così a ricostruire questo territorio che ne uscirà, ma anche ne uscirà completamente oppure in parte diverso. La cronaca: c'è stato un furgone in fiamme oggi poco prima di mezzogiorno lungo l'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e San Donà all'altezza di Cessalto. Il mezzo trasportava un macchinario contenente 60 litri di gas, dunque c'è stato molto timore. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, non si sono registrati feriti, ma ci sono stati diversi disagi perché è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e chiusi gli svincoli in entrata di San Stino e Cessalto con le immaginabili code. Le condizioni di salute del campione paralimpico Alex Zanardi sono in miglioramento a 6 mesi dall'incidente che l'ha visto coinvolto. Alex Zanardi, il campione di handbike padovano d'adozione, a 6 mesi dall'incidente che l'ha coinvolto, sta recuperando le funzioni vitali. A dirlo il magazine del Corriere della Sera, che riporta che il 54enne atleta paralimpico vede, sente e stringe la mano su richiesta, alza il pollice se gli viene chiesto. Quando gli si chiede dove sia la moglie Daniela, lui gira la testa verso di lei. Al momento non riesce a parlare a causa di un buco in trachea che i medici contano di chiudere a breve. La notizia è stata accolta con gioia anche a Noventa Padovana, dove l'atleta risiede da anni. Mi fa solo che straordinariamente piacere. Io ho sempre usato questo metodo, per cui non voglio essere invasivo nei confronti della famiglia. Penso che stia vivendo un momento estremamente difficile. La famiglia ed Alex sanno che tutta la cittadinanza del paese
di adozione, perché lui non nasce qui ma si è trasferito da molti anni a Noventa, gli sono non vicini di più. Se potessimo sostenerlo ognuno con le nostre braccia lo faremmo anche fisicamente, da quanto lo sentiamo parte della nostra comunità e per quanto lui ha saputo darci nelle occasioni pubbliche in cui abbiamo avuto la possibilità appunto di confrontarci con lui, di ascoltarlo, di prendere atto del suo grande amore per la vita, che è poi quello che sta mettendo in campo anche in questo momento. Quindi mi auguro che veramente stiamo scavallando il periodo peggiore. È una notizia straordinaria quello che ha preso. Benissimo, bellissimo. Il presepe comunale di Sovizzo lo scorso anno era stato gravemente danneggiato, quest'anno però c'è qualcosa di diverso. Qualcosa di veramente buono è nato con questa esperienza e da una cosa brutta è nata veramente una cosa molto molto bella, significativa, di peso, di importanza. Ecco, questa è proprio la vera storia di Natale. Margherita Parolin è la commerciante che lo scorso anno aveva spontaneamente donato una statua di Gesù Bambino al comune di Sovizzo, dopo che l'originale era stato decapitato nella notte di Capodanno. Un gesto sacrilega che aveva indignato tutti, una ribalta nazionale addirittura, anche perché a compierlo, per sfuggire alla noia, era stato un gruppetto di ragazzi proprio dello stesso comune. In un anno tutto è cambiato. I giovani pentiti sono stati coinvolti in un percorso assistiti dai servizi sociali. Quest'anno, insieme agli anziani del vicino centro, hanno realizzato loro stessi la capanna del nuovo presepe. La notte di Natale a Sovizzo quest'anno avrà un significato tutto particolare. È una luce nuova che ci auguriamo sia non solo perché magari arrivando il vaccino ci consentirà di uscire da questa pandemia, ma anche un risaldare un rapporto tra le vecchie e le nuove generazioni, grazie ai nostri anziani, grazie al nostro assessore Miola. Nel rapporto con questi ragazzi è stato un anno di crescita. C'è molta strada ancora da fare, ma abbiamo gettato le basi sicuramente di un rapporto che può rinsaldarsi, sarà duraturo e che dimostrerà che questi ragazzi sono il nostro futuro su cui noi potremo contare. Natale a casa con Antena 3, il 25 dicembre la vostra festa è con la nostra emittente, dalla Santa Messa del Patriarca di Venezia alle 10 fino al telegiornale di Treviso alle 19.30, una non-stop voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio e in collegamento dal territorio e poi filo diretto con voi. Al numero 351 1755 340 potrete mandare gli sms e i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire le famiglie in un grande abbraccio. L'abbraccio di Natale a casa con Antena 3 il 25 dicembre dalle 10. Questa sera dalle 21.15 torna Ring, la prima serata dedicata all'attualità e alla politica di Antena 3. Ospiti Lorenzo Buoso, ristoratore, Gian Antonio D'Are, europarlamentare della Lega, Sara Moretto, Italia Viva, Alessandro Luigi Bisato, segretario del PD Veneto, Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio, ma con molte nubi e ben poco sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 22 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, sappiamo infatti che l'anticiclone è foriero di nubi basse e nebbie. Sulle pianure avremo frequenti riduzioni della visibilità, specie nelle ore più fredde della giornata. Maggiori schiarite saranno possibili invece in montagna. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo molte nubi con cielo coperto, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota, locali foschie sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra i 6 e i 9 gradi, massime sui 9-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui lo scenario sarà diverso, infatti avremo un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo per qualche locale addensamento.
Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 10-11 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.